con le principali notizie. A Catania trova le ganasce la sua auto, pubblica un video, minaccia di aggredire il sindaco trentino. Ti apro la testa, colpi di casco, la replica del sindaco. Presenterò denuncia ma andiamo avanti. Indagano polizia e postale e la Digos. 50 giorni fa la morte di Santorre, il pasticcere ucciso a coltellate nel borgo di Ognina, a Catania, da un posteggiatore abusivo. La moglie a Telecolor, le istituzioni ci hanno abbandonato. La Confcommercio ha consegnato ai familiari il ricavato di una raccolta fondi. A Palermo ancora violenza, a farne le spese questa volta l'assessore comunale Fabrizio Ferrandelli, aggredito all'esterno di un bar per difendere un commerciante. Strage di Altavilla, la figlia minorenne imputata durante l'udienza racconta altre atrocità. Mia madre bruciata sulla collina. Sant'Agata d'estate, Catania si prepara ai festeggiamenti del 17 agosto, verrà indetto l'anno giubilare agatino. L'arcivescovo Renna ha preso le distanze da coloro che utilizzano le candelore come ostentazione di potere mafioso. Bollino rosso per il fine settimana sia per il traffico sulle autostrade sia per il caldo. L'anticiclone africano colpirà con picchi di 46 gradi, per un po' di respiro dovremo aspettare la prossima settimana. Calcio, goleada del Palermo in Val d'Aosta per l'esordio precampionato dei rosanero, 4 gol a testa per Corona e le Duaron. La soddisfazione del tecnico Inzaghi che ha provato il 4-3-2-1. Calcio, tattica e lavoro fisico per Catania e Trapani. Da oggi riparte anche il Siracusa per il calciomercato. Marsura pronto a lasciare la squadra di Toscano per trasferirsi al Campobasso. Eccoci, buongiorno, benvenute e benvenuti a questa edizione del nostro telegiornale. A Catania trova alle ganasce la sua auto e un cittadino va in escandescenza, pubblica un video su un social e minaccia di aggredire il sindaco trentino. E scrive: ti apro la testa, colpo di casco. La replica del sindaco, presenterò denuncia ma andiamo avanti. Indagano la polizia postale e la Digos. Sentiamo Orazio Longo. Ti prendo a colpi di casco che la testa te la apro. Davanti alla macchina con le ganasce va in escandescenza un cittadino catanese che rabbiosamente comincia a insultare prima e a minacciare poi il sindaco di Catania Enrico Trentino. Parole irripetibili, pesantemente offensive, in dialetto come a voler rendere meglio la pericolosità delle intenzioni. Tutto postato con un video su un social. Che ti credi? Non ho paura né dei carabinieri né della polizia, dice con rabbia il malintenzionato. Una situazione surreale, se non fosse semplicemente preoccupante, visto che l'automobilista contesta le ganasce che erano state messe alla sua auto e a quelle di altre vetture posteggiate irregolarmente in via Santa Sofia, strada d'accesso al Policlinico Universitario, dove è accaduto che per i parcheggi in doppia fila siano rimaste bloccate le ambulanze dirette al pronto soccorso. La replica del primo cittadino. Oggi presenterò querela per questa azione, ma ripeto, vorrei tanto spegnere i riflettori perché poi non vorrei che insorgano istinti emulativi. Il video è stato condiviso da 1 migliaio di utenti ed è stato eliminato. Sulla vicenda stanno indagando la polizia postale e la Digos. Non è comunque la prima volta che il primo cittadino di Catania deve sopportare invettive nei suoi confronti per le decisioni tese a regolamentare una città spesso in balia del disordine e della confusione, se non proprio dell'illegalità. Ma mai si era giunti a livelli così bassi. In passato, se mi si consente anche la maliziosa allusione, c'era qualcuno che ci viveva per farsi dare scorte. Non è nella mia natura, non è nel mio istinto, quindi andiamo avanti come abbiamo sempre fatto. Quello che mi conforta è il sostegno di tanta gente, ma nello stesso tempo la consapevolezza che quel che sto facendo non lo sto facendo per me, lo stiamo facendo per dare una Catania migliore a chi verrà dopo di noi. Restiamo a Catania. 50 giorni fa la morte di Santorre, il pasticcere ucciso a coltellate nel borgo di Ognina da un posteggiatore abusivo. La moglie a Telecolor dice: le istituzioni ci hanno abbandonato, e la FIPE, Confcommercio, ha consegnato ai familiari il ricavato di una raccolta fondi. Emanuela Corsi. Le istituzioni vi sono state vicine oppure no? No, le istituzioni no. La solidarietà delle persone, di tante persone, ma le istituzioni no. Nessuno fino ad oggi ha fatto nulla, però ringrazio comunque chi ci è stato vicino.
A parlare Giulia Gresta, moglie di Santoré, il pasticcere ucciso a coltellate il 30 maggio scorso da un parcheggiatore abusivo davanti all'attività di famiglia nel borgo di Ognina. Dopo 50 giorni ancora tanti gli interrogativi per una morte inaspettata che ha scosso l'intera città. Ringrazio tutti quanti e spero, come tutti noi, che venga fatta giustizia per Santo. A mostrare vicinanza alla famiglia, la Confcommercio Catania, che ha consegnato alla moglie di Santoré il ricavato di una raccolta fondi promossa dalla Federazione dei Pubblici Esercizi sulla piattaforma di crowdfunding Laboriusa, per garantire un supporto alla vedova e alla figlioletta della vittima. La Federazione Pubblici Esercizi si è intestata questa iniziativa proprio per far capire che c'è un segno duro e preciso sia alle istituzioni che comunque alla popolazione, che non siamo impassibili, non chiudiamo gli occhi assolutamente per un gesto del genere. Gli esercenti catanesi chiedono maggiori controlli affinché non accadano più simili episodi di violenza. C'è tanto microdelinquenza, cioè ragazzi che vanno in centro storico non più per divertirsi ma soltanto per aggredire coetanei che magari sono lì per passare una bella serata. Chiederemo al questore un maggiore rafforzo del territoriale su quello che è anche la divisa, che diventa una deterrente per chi gira la città. Adesso sentiamo le sorelle del pasticcere ucciso a Ognina, le ha incontrate per noi Emanuela Corsi. Il ricordo di Santo è ancora qui, presente, ma anche il dolore è ancora forte. Tanto forte. Sono 50 giorni che Santo è morto, non ci sono parole, la mia famiglia è distrutta, mamma e papà non ci sono, noi non ci siamo. Mia nipote, che ha 5 anni, chiede dove è lo zio e non sappiamo cosa dirgli, perché come io lo spiego a una bambina di 5 anni dove è suo zio? Voi che spiegazione vi siete dati a distanza di 50 giorni? Non ce la siamo data, perché non c'è. Santo era una persona buona, era il primo che aiutava questo individuo, gli dava i soldi, gli dava da mangiare, gli dava i vestiti che non usava più perché erano simili di altezza, erano molto simili. Come andare al lavoro tutti i giorni? Io ho ripreso ieri. Io l'ho soccorso quando mi è venuto a chiedere aiuto. Per me è stato difficile riprendere a lavorare. Per me mio fratello è lì. Vogliamo giustizia, perché la morte di mio fratello, una ragazza di 30 anni non può morire così. Chi ha colpa deve pagare e veramente vogliamo giustizia. Continua l'escalation di violenza a Palermo, ne fa le spese anche l'assessore comunale Fabrizio Ferrandelli, aggredito in un bar di via Alloro. Maglio viola. Non c'è pace per Palermo, un'ondata di violenza senza fine e senza ragione sembra avvolgere la città. L'ultimo in ordine di tempo a farne le spese è stato addirittura l'assessore all'emergenza abitativa Fabrizio Ferrandelli, colpito alla schiena con uno sgabello di fronte ad un bar di via Alloro nel centro storico. L'assessore aveva poco prima partecipato allo sgombro di un antico palazzo comunale occupato da 13 anni e si stava recando a piedi alla chiesa di Santa Ninfa ai Crociferi per un evento sul piano regolatore. Ho visto il gestore di questo locale in difficoltà di Rosario, aggredito da 6 persone. Ho ritenuto doveroso da cittadino innanzitutto e soprattutto come delle istituzioni interpormi, mettermi in mezzo e provare ad evitare che accadesse il peggio. Volavano sedie, volavano sgabelli, era una ferocia immane. Tutto sarebbe nato da soldi caduti a terra e recuperati dal commerciante. Ho identificato i soggetti e adesso sono sicuro che le istituzioni faranno la propria parte, anche perché questi episodi sono ad opera di alcuni soggetti che risiedono all'interno di questo territorio e che pensano di fare avanzare i propri modelli culturali, quando invece c'è una città che reagisce, è quella che si sta stringendo intorno a noi con gli appelli, con la solidarietà, con l'indignazione e che vuole vivere in una città pari alla propria bellezza. Ma la violenza in città è fuori controllo. La sera del festino in viale Michelangelo un trentenne è stato pestato da un gruppo di 5 persone ed è finito in ospedale con il setto nasale rotto per aver urtato lo specchietto di un'auto. Violenza di strada che esplode per futili motivi, ma per il ministro dell'interno Piantedosi, che pure verrà nei prossimi giorni a Palermo, i dati sulla criminalità in città non sono tali da poter parlare di emergenza e mostrano al contrario una diminuzione. Adesso la strage di Altavilla, la figlia minorenne che è imputata durante un'udienza del processo racconta altre atrocità e svela: mia madre bruciata sulla collina. Orazio Longo.
Non si è riusciti a capire se la ragazza ha avuto un ruolo attivo o marginale nella strage di Altavilla. È apparsa molto provata e confusa. Così l'avvocato Giovanni Barracato, difensore di Giovanni Barreca, accusato di aver ucciso la moglie Antonella Salamone e i figli Emanuele e Kevin durante un folle rito di purificazione dal male ad Altavilla Milicia nel Palermitano. La giovane è a giudizio in un processo separato con l'imputazione di avere partecipato alla tortura e all'omicidio dei familiari. Eravamo tutti sulla collina quando abbiamo bruciato il corpo di mia mamma. Io dopo un po' sono scesa, ma non riuscivo a scappare, ero senza forza. È un passaggio della drammatica deposizione della ragazza. Nel corso dell'esame reso in aula, la giovane, all'epoca dei fatti minorenne, ha detto di avere fatto ciò che altri le dicevano di fare. Insieme a Barreca e alla figlia sono imputati dei 3 delitti Massimo Carandente e Sabrina Fina, la coppia conosciuta dal muratore e dalla moglie durante gli incontri di preghiera. La ragazza ha parlato anche dei suoi fratelli, ha detto l'avvocato Barracato, e delle torture subite, anche se ha riferito che in certi momenti era stata bendata dalla coppia. Durante l'udienza l'imputata ha avuto un malore. Carandente e Barreca sono rimasti sempre in silenzio e non hanno mai guardato la giovane, mentre la Fina ha chiesto di fare dichiarazioni spontanee, negando di avere partecipato agli omicidi. Grave incidente stradale a Carini, un giovane di 20 anni è morto mentre viaggiava a bordo di uno scooter. In condizioni preoccupanti l'amico che era con lui sulla moto. La vittima ha perso il controllo dello scooter finendo sul marciapiede. A Palermo, investita in un'area pedonale da un monopattino, questo è accaduto ad una turista e cresce così la polemica all'indomani del ferimento, perché la turista non è stata soccorsa in tempo per la presenza di dissuasori attivi. Sentiamo Maglio Viola. Investita da una ragazza alla guida di un monopattino in affitto che faceva zig-zag fra i pedoni. Vittima una turista campana che è rimasta ferita alla gamba in modo serio in piena via Ruggero VII. È avvenuto poco dopo le 13 di ieri, ma l'episodio porta con sé una scia di polemiche. La donna ha riportato una ferita alla gamba all'altezza della tibia. Subito sono stati chiamati i soccorsi, ma l'ambulanza, arrivata in pochi minuti, non riusciva a entrare in via Ruggero VII. Da mesi infatti sono in corso i lavori per la messa in posa dei dissuasori a scomparsa, ma il sistema ancora non funziona e dunque blocca l'accesso di qualunque mezzo all'area. La donna sanguinava copiosamente. A intervenire nell'attesa dei soccorsi è stato il farmacista della zona. I soccorritori erano infatti costretti ad arrivare a piedi, lasciando l'ambulanza all'ingresso. Caricata sulla barella, gli infermieri hanno dovuto rifare la strada ancora a piedi fino all'ambulanza prima di portarla in ospedale. E adesso scoppia la polemica sull'uso dei monopattini e delle biciclette all'interno dell'area pedonale affollata da siciliani e turisti. Nonostante l'ordinanza del sindaco ne vieti l'impiego nelle aree affollate, non ci sono adeguati controlli. Polemiche anche sull'accesso impedito ai mezzi di soccorso. I dissuasori a scomparsa, una volta in funzione, dovranno essere collegati alla centrale operativa, ma ancora non è così. Sospese 2 attività da Citrezia, siamo nel Catanese, un panificio e un ristorante. La polizia durante un controllo ha riscontrato gravi irregolarità igienico-sanitarie, elevando sanzioni per oltre 14.000 euro. Nel panificio ci sono state gravi carenze igieniche sulla sicurezza, per questo il titolare è stato denunciato all'autorità giudiziaria. Nel ristorante sequestrati oltre 80 kg di alimenti fra pesce surgelato e privo di tracciabilità e non idoneo al consumo umano. Per la politica, folla per gli Stati Generali della Lega a Catania con il ministro Salvini che rilancia le ambizioni politiche del Carroccio, ma resta cauto sulle inchieste di Palermo e Milano. Il ponte sullo Stretto dice opportunità per la Sicilia. Luca Ciliberti. Strapieno di militanti e simpatizzanti il lido della Playa di Catania Teatro degli Stati Generali della Lega in Sicilia alla presenza di Matteo Salvini. E l'obiettivo della Lega è quello di diventare il primo partito in questa splendida terra. Il leader della Lega rilancia il ponte e le infrastrutture in Sicilia, quelle avviate e quelle che prenderanno il via grazie ai fondi stanziati dal suo ministero. Ci tengo tanto alla Sicilia, stiamo investendo decine di miliardi, abbiamo cantieri aperti in tutta la Sicilia, non solo sulle strade ma anche sottoterra, e penso all'acqua. Per troppi anni i siciliani sono stati dimenticati. Del ponte si sente parlare da decenni, da secoli. Il nostro obiettivo è partire con i cantieri entro quest'anno. Significa lavoro, sviluppo. Ma non commenta le inchieste che stanno coinvolgendo l'Ars in Sicilia. Non commento le inchieste a Palermo e non commento le inchieste a Milano, perché tutti sono colpevoli
fino a prova contraria, innocenti in questo momento. Una lunga giornata cominciata a Caltanissetta per l'inaugurazione del Ponte San Giuliano sulla statale 640 per Agrigento, la cosiddetta strada degli scrittori. A Catania invece per il ministro dei trasporti e vice premier è stata una festa di amministratori del Carroccio in salsa sicula che si sono alternati sul palco. Gli assessori e i deputati regionali, i parlamentari nazionali, l'eurodeputato Raffaele Stancanelli e il segretario regionale Nino Germanà. In prima fila il presidente della regione Renato Schifani, che prima è intervenuto sul palco e poi ha assistito in prima fila agli interventi. Presente anche il leader della DC, Totò Cuffaro. La Procura di Palermo ha fatto ricorso in Cassazione contro la sentenza che ha assolto Salvini dai reati di sequestro di persona e rifiuto di atti d'ufficio per la vicenda Open Arms. Qualcuno non si rassegna a difendere i confini dell'Italia, non è un reato, replica Salvini. Noi andiamo avanti, dice. Adesso a Catania, festa di Sant'Agata d'estate, il 17 agosto verrà anche indetto l'anno giubilare agatino. Adelaide Barbagallo. Le candelore devono essere segno di luce, rappresentare i valori cristiani. L'arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, nel presentare la festa di mezza estate di Sant'Agata, ha voluto subito prendere le distanze su quanti, riferendosi anche allo stendardo con il nome di un mafioso, utilizzano le candelore per ostentare potere. Perché nella mentalità di tanti sono diventate quasi proprietà privata e si è dimenticato che sono state fatte per onorare Sant'Agata, perché Sant'Agata parla di pulizia interiore, parla di legalità, parla di fede, parla di bontà e non può avere niente a che fare con tutto ciò che invece è il contrario. 899 anni fa le reliquie di Sant'Agata tornarono da Costantinopoli a Catania. La città si prepara a vivere le celebrazioni e la processione del 17 agosto, tappa maggiormente carica di significato perché cade nell'anno del Giubileo della Speranza ed è anche quella che ci avvicina all'anniversario dei 900 anni. L'arcivescovo celebrerà la messa solenne alle 10:30 e non più nel pomeriggio. La processione col busto reliquiario della martire sarà alle 19:30 e seguirà il consueto percorso. Prima del rientro in cattedrale però ci sarà una breve sosta durante la quale l'arcivescovo indirà l'anno giubilare agatino, segno di speranza e impegno. Si tratta di vivere un periodo come rigenerazione della fede e della vita sociale. Di questo noi abbiamo bisogno, della vita familiare. Sant'Agata, ha detto il sindaco trantino, deve essere simbolo di crescita, progresso ed evoluzione. Come segno concreto di carità, il presidente dell'Associazione Amici del Rosario, Giuseppe Carbonaro, ha mostrato i 3 pozzi realizzati in Uganda con i soldi donati durante i festeggiamenti di febbraio. E anche quest'anno le nostre emittenti trasmetteranno in diretta la festa appunto d'estate di Sant'Agata il 17 di agosto. Adesso una breve pausa, poi andremo a Gela dove c'è il degrado delle case popolari, è una storia di una famiglia. Secchi per raccogliere l'acqua, muri pieni di muffa, gela nelle case popolari. Carmelo e la sua famiglia vivono in condizioni estreme. Da anni attendono un intervento dell'Istituto Autonomo Case Popolari. GR Italia. Una casa che si sta lentamente sbriciolando, muri gonfi d'acqua, il soffitto che gocciola senza sosta, il bagno, diventato ormai una trappola. Succede in via Bogotà, nel quartiere popolare di Scavone, a Gela. Qui Carmelo vive con la moglie e i suoi 3 figli piccoli da 13 anni. Io ho 3 bambine, uno da 12, uno da 10 e uno da 4. Non posso prendere la bambina in braccio di 4 anni e portarla da mio cognato, perché di notte portare una bambina di 4 anni in bagno delle altre persone è brutto. Tutto l'allottate c'è che mio figlio raccoglie l'acqua. Carmelo è uno dei tanti occupanti abusivi che ha avviato un percorso di regolarizzazione con l'Istituto Case Popolari di Caltanissetta, ma la sua casa oggi è il simbolo del degrado che soffoca un intero quartiere. La muffa ha invaso le stanze, l'umidità si è spinta fino ai pilastri portanti e anche se le segnalazioni sono state inviate più volte dallo IACP non è ancora arrivata nessuna risposta concreta. Ho chiamato stamattina i vigili, mi hanno detto che non ho compito suo, ho chiamato l'Istituto Case Popolari e mi hanno detto che adesso prendeva appunti e domani devo richiamare di nuovo. Ma domani devo richiamare di nuovo cosa? Questa storia va avanti da quanti anni? Da 4 anni che va. Sono venuti 2 mesi, 1 mese e mezzo fa, 2 mesi fa per guardare il bagno come combinati i muratori dello quartiere, no? Non si sono visti e non si sono fatti sentire. Qua andiamo sempre a peggiorare.
Nel quartiere Scavone, come in tante periferie dimenticate, il disagio abitativo si trasforma così in disagio sociale. Carmelo non chiede una casa nuova, ma che quella dove vive non diventi una trappola mortale. Me l'ha chiamato già 2 o 3 volte. Per avere i soldi chiamano, per aggiustare la casa non gli interessano nulla, già per me è già sbagliato. Un grido che rimbalza tra i muri sfaldati e i silenzi istituzionali, in attesa che qualcuno finalmente risponda, prima che sia troppo tardi. Bollino rosso per il fine settimana sia per il traffico sulle autostrade sia anche per il caldo. Infatti l'anticiclone africano colpirà con picchi di 46 gradi. Desiree Ferlito. Un fine settimana rovente, quello previsto in Sicilia in questa terza settimana di luglio, a renderlo rosso più di un bollino. Il primo riguarda il traffico. Come segnalato infatti da ANAS, è previsto un forte e significativo aumento lungo tutta la rete autostradale siciliana, dai grandi centri urbani verso le località di mare. L'ondata di partenza rappresenta una sorta di prova generale per l'esodo estivo vero e proprio, che prenderà il via dal prossimo weekend. Bollino rosso fino a domenica pomeriggio, in particolare sulla A19 Palermo-Catania, sulla A29 Palermo-Mazzara del Vallo e lungo la strada statale 115 Sud Orientale Sicula. E poi il caldo, che peggiorerà ovviamente i disagi per gli automobilisti costretti a lunghe code, ma non solo. Per il weekend l'anticiclone nordafricano tornerà protagonista, con un aumento delle temperature e nuove ondate di calore. Difficile trovare ristoro anche all'ombra. L'aria calda e secca proveniente dal Nord Africa porterà con sé giornate roventi, notti tropicali e un forte rischio incendi, specialmente nelle aree interne della Sicilia. Un ulteriore aumento della colonnina di mercurio è segnalato per l'inizio della prossima settimana, dove si attendono, ascoltate bene, punte fino a 46 gradi all'ombra. Oggi il Focus in onda dopo il TG si occuperà di dipendenza patologica, si parlerà in particolare dell'apertura a Catania del centro di pronta accoglienza con 12 posti letto per assistenza multidisciplinare a casi gravi di dipendenza dal crack. In studio con Roberta Lunghi, il direttore del Dipartimento Salute Mentale dell'ASP di Catania, Carmelo Florio, e in collegamento il dottore Fabio Brogna, direttore del SERD di Catania. In onda alle 14.30 su Telecolor e in streaming sul sito siciliaweb.it. Messaggi al 342 74 55 005. Una breve pausa, poi il calcio, goleada per il Palermo in Valle d'Aosta e poi le ultime del calciomercato per la Serie C. Esordio con goleada per il Palermo che in Valle d'Aosta segna 9 gol contro la squadra locale dei dilettanti. Poker di Corona e le Duaron. Marco Gullà. 9 gol e tanti segnali positivi nella prima uscita del Palermo. Ieri a Châtillon rosanero che hanno vinto per 9-0 contro la rappresentativa Valle d'Aosta. Buona sgambata per i siciliani che fanno tutto nel secondo tempo dopo aver concluso la prima metà di gara sullo 0-0. Nella ripresa si scatenano le Duaron e Corona, 4 gol a testa e fa gol anche Augello. A secco Brunori e poi Ampalo che hanno comunque dialogato diverse volte in campo alla ricerca della migliore intesa. Bene Corona, figlio d'arte e voglioso di volersi giocare le sue chance rosanero. Sì, sono soddisfatto per l'atteggiamento generale, poi insomma questa partita mi interessa poco, dopo 3 o 4 giorni eravamo imballatissimi, le gambe chiaramente soprattutto il primo tempo facevano fatica a girare, poi è chiaro che loro hanno mollato, il secondo tempo è stata un'altra partita, però sono veramente felice di allenare un gruppo che mi sta dimostrando grande attitudine al lavoro, sanno che bisogna lavorare tanto. Da ieri abbiamo incominciato a fare grande fatica, chiaramente queste amichevoli mi serviranno per farmi un'idea maggiore, ma so benissimo le caratteristiche di questi giocatori. E lavora sul mercato anche il DS Carlo Osti. Antonio Palumbo è a un passo dal diventare un nuovo giocatore del Palermo. In Emilia andrà Di Mariano. Palumbo raggiungerà i suoi nuovi compagni in questi giorni. Difesa Osti Punta Cistana che si è svincolato dal Brescia. L'ex capitano delle rondinelle ha superato nelle preferenze anche Bani del Genoa. Lavoro tanto sul campo per il Catania, il Trapani, da oggi riparte anche il Siracusa, sul mercato si è sempre in attesa della definizione di alcune trattative, vediamo quali. Francesco Triolo.
È una giornata di lavoro sul campo a Norcia, poco spazio per altro. Il Catania ormai è immerso nel pieno della preparazione atletica in vista del prossimo campionato e il gruppo lavora a pieno regime sotto le indicazioni di Mimmo Toscano e del suo staff al ritmo di 2 allenamenti al giorno. La mattina si suda per la parte atletica, il pomeriggio invece è più una seduta tecnica con la consueta partita della finale. Sul fronte mercato un po' tutto fermo, compreso lo scambio col Campobasso che porterebbe il difensore Davide Mondonico in rossazzurro, mentre l'attaccante Davide Marsura andrebbe in Molise. Si muove qualcosa invece per quanto riguarda la posizione di Rocco Costantino, fuori dal progetto tecnico già dallo scorso anno e pronta alla risoluzione per consentirgli di firmare in Serie D con il Chievo. A Siracusa oggi primo giorno di test per una parte del gruppo che sarà allenato da Marco Turati. Si tratta in larga parte dei confermati della scorsa stagione, atteso l'arrivo del portiere Alessandro Farroni, ex Catania, che dovrebbe aggregarsi al gruppo nelle prossime ore. Per un paio di giorni gli azzurri effettueranno prove fisiche e mediche in sede, poi la partenza per il ritiro. Lavora a Troina anche il Trapani, che non smette mai di farlo anche sul mercato. Si stanno studiando 2 ipotesi di ritorno, quella di Roberto Pirrello, difensore centrale classe 96 attualmente al Gubbio, e quella di Luigi Canotto, esterno offensivo classe 94, che è pronto a raggiungere la squadra in ritiro. È tutto, io mi fermo qui, vi lascio al Focus, oggi in studio con Roberta Lunghi, grazie per l'ascolto e buon pomeriggio.